Lo sapete perché a Napoli quando una donna ha le sue cose, o ciclo, e mestruazione, si dice è arrivato Marchese, o Marchese. E chi è sto Marchese? Cari amici, io vi devo svelare un segreto. Quando da ragazzino ascoltavo dalle donne della mia famiglia menzionare il Marchese, credevo dovesse arrivare mensilmente un nobile marchese vestito di tutto punto proprio a casa mia. Ma invece non era così, perché l'associazione mestruo-marchese è da ricercarsi nell'etimologia della parola. Come infatti, amici, la parola napoletana marchese deriva dal francese marché, cioè marca, segno, in riferimento al fatto che il sangue del flusso mestruale segna, marca i pannolini utilizzati un tempo per arginarlo. Sta arrivando Marché, cioè sta arrivando il segno, che poi col tempo Marché a Napoli si trasforma in Marchese. E a voi, è arrivato Marchese. Ecco tu di caffè.